La scuola di canto Arcadia oggi al Castello per audizioni per un master che si terrà a Salerno. Sì, la scuola di canto Arcadia è sempre alla ricerca di nuovi talenti siciliani. Infatti la Sicilia, in particolare Favara, è un territorio molto fertile riguardo giovani promesse della canzone italiana e quindi in collaborazione con il Master Music Lab stiamo organizzando queste audizioni proprio perché sono mirate alla ricerca di nuovi talenti siciliani da presentare nei vari programmi delle reti nazionali televisive. Infatti la scuola di canto Arcadia ha diverse sedi in Sicilia, Rocca di Caprileone, Caltanissetta, Vittoria e Favara, dove appunto è nata questa scuola. In questo tour itinerante di audizioni, oggi a Favara c'è qualche voce interessante. Direi qualche voce, cioè, quasi tutte le voci sono interessanti qui a Favara. Sono rimasto veramente, diciamo, stupito da questo, perché sai, entri nell'entroterra della Sicilia e non immaginavo di trovare dei ragazzi così preparati. Sono molto felice di portarli al Village Music Club, dove potranno essere, diciamo, visti e ascoltati da persone competenti, tra cui Fabrizio Berlincioni che sta qui accanto a me, e cercheremo di portare, come abbiamo fatto con Cristian Imparato lo scorso anno, anche qualche artista di questa favolosa località della Sicilia. Dopo il successo di Cristian Imparato a Io Canto, ci potrebbe essere un'altra voce siciliana che potrebbe raggiungere al più presto il successo. Guarda, come sto dicendo in questi giorni che sono qua in Sicilia, alla luce di quello che ho visto in questi 3 anni che faccio questo genere di programmi musicali come Ti lascio una canzone io canto, il 60% di tutti i concorrenti vengono proprio da questa isola meravigliosa. Cristian Imparato diciamo che è quel classico 1 su 1000 che ce la fa, nel senso che è veramente un talento incredibile. Però già in questi giorni che ho fatto qui, prima a Siracusa, adesso qui a Favara, mi rendo conto che è una realtà molto viva, molto attuale quella del canto. E tra i ragazzi per esempio che ho sentito oggi sono stati due in particolare che mi hanno molto colpito. La scuola di canto Arcadia ha anche aperto una nuova sede a Vittoria, lei è la direttrice. Quanti ragazzi frequentano la sua scuola e se nota comunque delle differenze con gli allievi delle altre sedi? Allora, la scuola si è aperta da poco e già conta un bel numero di ragazzi. Spero che questo numero cresca. E posso dire che come scuola Arcadia veramente il nome già è una garanzia per i ragazzi. Già abbiamo l'esempio della sede centrale di Favara, per cui già i ragazzi sentendo il nome Arcadia già si presentano con una garanzia in più nella nostra scuola. Finalmente abbiamo convinto la signora Angela a far sì che l'Arcadia possa essere anche a Caltanissetta, per evitare appunto che tanti ragazzi giovani di Caltanissetta facciano la spola tra Caltanissetta e Favara. Noi abbiamo fatto l'inaugurazione il 25 febbraio, il padrino dell'inaugurazione è stato Piero Barone e noi subito il primo mese abbiamo avuto 18 iscritti e quindi questo numero tende sempre più a incrementare. Già questo è il secondo mese, aprile, siamo a buon punto. Oggi abbiamo portato 16 dei nostri allievi che fortunatamente sono piaciuti sia a Maestro Capasso che a Berlincioni. È stata una bella esperienza, io ringrazio la Scuola Arcadia per le occasioni che ci danno a noi giovani cantanti. È una bella cosa perché comunque questo master ci aiuta a perfezionare noi stessi, sia dal punto di vista artistico che anche poi alla fin fine come persone ci aiuta a crescere. E speriamo che vada bene. Da quanto tempo frequenti la scuola? Da circa 2 anni, però ho sempre cantato sin da piccolina. Secondo te potreste andare a Salerno? Questo non lo so, lascio dire a loro, però speriamo di sì. Spero di sì. Marilena, lunedì parteciperai ad un noto show televisivo che è appena iniziato da qualche settimana su Canale 5. Sì, è Italia's Got Talent, è diretto da Rudy Zerbi, Maria De Filippi e Jerry Scotti. In questa trasmissione canterò Listen di Beyoncé, che è uno dei miei brani migliori, diciamo. Appunto, nel tuo repertorio che genere di musica preferisci? Amo il soul, il pop, il jazz e soprattutto il blues, quindi questi colori neri nella musica. Ho fatto tanti provini, come solo a livello di provini, come ho fatto a dicembre quelli di Io Canto, di Ti lascio una canzone, però mi hanno detto che ero troppo grande, quindi sono stata scartata. Come ti sembra che sia andata l'audizione di oggi? Beh, penso abbastanza bene, anche perché mi hanno detto ci vediamo a giugno, quindi penso abbastanza bene.